specifiche dell'agricoltura, e invece l'altra relazione sarà fatta dal dottor Sletti, che agisce proprio per conto della Regione Veneto come consulente incaricato, ma rappresenta l'Istituto Nazionale di Urbanistica sezione Veneta, e che ha appunto un incarico di consulenza su cui abbiamo già cominciato a lavorare su alcune questioni. Queste due relazioni frontali serviranno a voi, tra l'altro, per cominciare a interloquire sul significato di questo progetto, dando atto che effettivamente questo nodo fondamentale, sì che c'è un tema, sì che c'è un territorio, sì che ci sono appunto delle questioni specifiche da affrontare, ma vorremmo appunto che queste questioni venissero fatte emergere in qualche modo da quello che non troviamo nei piani, quello che non troviamo nelle agende europee, quello che non troviamo nelle normative, ma che viene fuori direttamente dal territorio, quindi i bisogni, quindi come potranno essere reinterpretati alla chiusura di questo progetto. Effettivamente sarebbe necessario che forse facessi io prima la mia relazione, perché sennò può avviare poi anche per gli interventi successivi. Quindi scapito un po' scrivo nel triangolo tra Treviso e Castelfranco e Montebelluna, ed è sicuro che il video rappresenta un territorio che è sostanzialmente integro da episodi di conurbazione, episodi segnativi. Forse già qui riuscite a intuire l'evoluzione che avviene attorno al 1960, quindi l'addensamento attorno ai tre nuclei principali. Vedete qui alla vostra destra il guida che è il territorio di Treviso, a Castelfranco, qui sopra Montebelluna, fino a trovarci a un modello già nel 1980 che va a intensificare questo tessuto con una dispersione insediativa, e cominciamo a parlare appunto di quello che viene definito lo sprawl edilizio, cioè questa edilizia che comincia a impossessarsi della campagna, che si impossessa anche di funzioni produttive. Poi ovviamente al 2011 all'oggi, ripeto, lo potete solo intuire, caricheremo queste immagini nel sito dove potrete scaricarvi la presentazione, in cui è sommerso in posta di edificato. È chiaro che questa è una situazione molto particolare che non appartiene direttamente a questo territorio, però in forma diversa riscontrabile in gran parte del territorio veneto, in quella dorsale produttiva che comincia a Treviso e finisce a Vicenza e Verona. Ecco, in questo senso dal 1980 al 2001 in particolare abbiamo sostituito un antico modello policentrico in una città agropolitana, e questo non è quello che vorremmo introdurre. Ecco, c'è stato per un attimo allora faccio una carenata giusto indietro, giusto per dar conto, se avete immaginato giusto. Questa è la situazione da cui partivamo nel 1890, 1960 cominciano i primi fenomeni, 1980 comincia a esserci una struttura che va a slabrare quelli che sono i territori e soprattutto i centri, per poi arrivare nel 2011 a questa situazione. Ma più importante è vedere questa situazione dal 1980 al 2001. Cosa succede in questi anni qui? Ovviamente è il territorio che è condizionato dalla piccola impresa veneta, è un territorio molto particolare, questo non è rappresentativo in queste entità per tutto il Veneto, però abbiamo in mezzo anche dei provvedimenti legislativi che hanno favorito questo commuttamento. Diciamo una malinterpretazione di quello che doveva essere invece una legge a tutela dei agricoli, perché la legge 4 invece doveva diventare qualcos'altro. Poi nella traduzione anche dei tecnici e anche parte delle amministrazioni
ha conseguito i risultati opposti, nel senso che la pressione anche di rendita urbana che veniva esercitata dai terreni vicini alle città effettivamente trovava chi aveva un terreno agricolo a essere in qualche maniera condizionato anche nel vendere proprio i propri crediti, tra virgolette. Quindi questo è il tema che volevo affrontare, questa situazione di difficoltà del territorio agricolo nei confronti del territorio urbano, perché pensiamo che in fondo il territorio agricolo fornisce non solo un supporto necessario ed evidente di tipo produttivo, ma anche un supporto a livello ecosistemico. Girare il territorio, vedere un bel territorio, poterne fruire è un servizio che do al cittadino, anche quando il cittadino non è del territorio agricolo, ma è un cittadino della città. O meglio ancora, magari il turista, che in questo caso sono territori così importanti, noi abbiamo anche fenomeni di ecoturismo e via dicendo. Quindi gli spunti che pensiamo è che questa materia agricola urbana non è stata trattata, io sono urbanista per cui sto recitando anche una mea culpa, con una dovuta, organicità nell'approccio, quindi c'è una mancanza proprio di un approccio organico che privilegi una visione non monoculare, quella dell'urbanistica o dell'agricoltura, ma intersettoriale, perché effettivamente questo ha portato alla creazione di quei problemi che abbiamo visto. La mancanza di cooperazione in sé, in genere, voglio dire, una battaglia tra due poli, che non deve essere. Appunto l'Urbasport è questo prodotto che è sostanzialmente una mancanza relativa al governo del territorio, al governo delle policy. Noi abbiamo da decine d'anni chiamata la nuova legge urbanistica, legge sul governo del territorio. È ancora, secondo me, molto lontana dalla prassi all'essere. E queste esperienze che dovremmo condurre nei prossimi 3 anni mira a ricondizionare il prodotto della pianificazione, cioè nel senso che riteniamo che i piani siano importanti, ma poi il territorio è il prodotto di un'azione prima ancora di un piano, anzi il piano la delinea, ma poi se queste azioni non arrivano, questo è un territorio ideale, un territorio disegnato dal piano che non trova concretezza nella realtà. Diversa per l'agricoltura, perché l'agricoltura mette in campo le azioni, non è l'urbanistica molto lontana invece da questo concetto, quindi mutuare l'esperienza dell'uno e l'esperienza dell'altro ci sembrava una cosa interessante. Quindi l'idea è quella di incentivare appunto le politiche di sviluppo rurale con quelle di sviluppo urbanistico, rendere una cosa molto più fluida, abbandonare appunto il dualismo di queste due posizioni e eventualmente implementare i modelli di governance esistenti o individuarne di nuovi. Questa un po' è la mission, tra virgolette si dice così, di questo progetto. Questo è un progetto che vede coinvolto il territorio in cui siamo oggi adesso, insieme appunto ai territori, appunto si diceva prima, di Verona, Rovelè, Grezzana e Negrano. La scelta di questo ambito è dovuta, questi invece sono i partner con cui ci ripariamo quando facciamo un progetto europeo, viene fatto per verificare la condivisione dei nostri modelli con quelli che magari sono oltre Alpe o semplicemente nelle regioni vicine. Come vedete nella realtà italiana Verona si confronta con Milano e con Torino, quindi con due città importanti e con un interland importante. Le altre realtà oltre Alpe che con cui saremo abituati a lavorare nei prossimi 3 anni sarà Grenoble in Francia, una delle città più importanti, Zurigo, insomma, conosciamo l'area metropolitana di Zurigo, quanto importante per l'Europa, tutta la regione della Baviera, quindi di Monaco, l'area metropolitana della Stiria che comprende la città di Grazia, che questa è una città-stato per la regione appunto della Stiria, e l'area di Lubiana che insomma la Slovenia gioca tutto attorno all'area centrale di Lubiana. Abbiamo preso questa occasione perché l'idea era quella di relazionarsi
il sistema metropolitano con la parte rurale. Nel Veneto, gioco forza, a mio avviso, insomma, l'unica area vera metropolitana, adesso posso essere confessato dai primi cittadini di Venezia e di Padova, ma sicuramente Verona, ma soprattutto anche perché è collocata all'interno di questo spazio in cui a noi interessava, che è lo spazio collinare e montano, dove appunto l'agricoltura assume altri ruoli, ci sono delle relazioni con le altre città, appunto con Soligo, ma soprattutto con Monaco di tipo immediato e differenti. Quindi l'idea era quella di dire: prendiamo la città e il suo sistema urbano e rurale e lo analizziamo, perché se hanno una comune crescita, hanno dei comuni problemi e probabilmente necessitano anche di comuni soluzioni. Quindi queste 7 aree metropolitane avranno diversi modelli di governance, 7 approcci pianificatori a confronto, perché non solo ogni regione, ma anche ogni land, ogni regione ha e ogni nazione ha sistemi pianificatori legislativi completamente diversi, ma magari cerchiamo da tutte queste diversità di tirare fuori quegli elementi che invece che si accomunano o comunque degli elementi che possono invece aiutarci in un nostro percorso. Io mi sto già forse dilungando anche troppo, e non vorrei invece far perdere quello che è il nocciolo di questa riunione di oggi, che è il confronto appunto tra l'identità urbana e l'identità agricola, per cui procederei praticamente facendo una piccola descrizione perché abbiamo scelto questa area. Noi qui abbiamo all'interno di quest'area 288.000 abitanti, ciò che conferisce, diciamo, un'immagine di città, di cosa abbastanza importante del territorio, composto da diversi comuni, ma 288.000 abitanti caricati su 33.000 ettari sono una cosa abbastanza importante, anche se sono concentrati nella parte bassa. Quella che ci interessa ovviamente è più la parte collinare, quindi Verona viene inclusa in questo progetto per la parte che sta a nord dell'Adige, dove cominciano appunto le colline che si vanno verso la Partenza, verso la Policella. Di questo territorio da cosa è caratterizzato? È caratterizzato da delle zone insieme che corrispondono alle zone A, alle zone B, alle zone C, alle zone D, sostanzialmente dal centro storico alla parte insediativa residenziale, alla parte produttiva, alla parte dei servizi, che insieme costituiscono neanche il 10% di tutto il territorio, e quindi avremo praticamente il 70% erotti di territorio agricolo, in cui c'è effettivamente una diversità che purtroppo si potrà anche tornare cosmetti su queste questioni, nel senso che è un territorio agricolo che è differentemente agricolo, perché partiamo da delle coltivazioni molto importanti che sappiamo, siamo nel territorio della Policella, della Partenza, nel territorio del Marone, e soprattutto anche degli olivi, quindi territori che hanno un'alta redditività e rendita dal punto di vista produttivo, fino a boschi e prati nei comuni appunto di Noverè, quindi abbiamo delle coltivazioni pregiate e coltivazioni meno pregiate. Che politiche fare in questi territori? Quindi abbiamo pensato che fosse importante includere in tutto questo ragionamento, quando parliamo di governance, la questione pubblico-privato. Dicevo prima la difficoltà di chi è contadino ai margini della città di poter competere con le rendite urbane. Allora abbiamo pensato, ma non è possibile pensare che se viene come l'urbano quando costruisce un asilo rende un servizio, e magari lo fa anche pagare, magari il comune, magari sia un privato, alla collettività, non possa esserci un rapporto vicendevole, nel senso abbiamo un'agricoltura che ci fornisce una qualità del vivere al di fuori della nostra casa che non viene pagata. Questo rapporto pubblico-privato bisognerebbe metterlo un po', perché questa è un po' l'ambizione, quindi
andare a individuare nuovi strumenti in cui si possa andare a bilanciare una redditualità minima di chi fa agricoltura magari in maniera non professionale, perché chi lo fa in maniera professionale chiaramente è tutelato e agevolato dagli strumenti, ma chi invece non la fa dovremmo trovare la maniera di renderlo, come dire, di incentivarlo in questo suo servizio, dato atto che se 10 anni fa, fino a 10 anni fa, era diciamo, la città che si spandeva nei confronti dell'agricoltura nel territorio non occupabile, dicevano adesso secondo me si sta invertendo un po' questo fenomeno in cui l'agricoltura si insinua negli spazi non edificati e in quegli spazi hanno di fatto una scarsa regolamentazione. Per cui abbiamo cominciato a dire benissimo, allora l'accordo pubblico-privato come viene fatto in certi casi, e quindi abbiamo cominciato a prevedere quelli che potrebbero essere l'inserimento di questi obiettivi, una raccolta dei database di buone pratiche e a cui spieghiamo di ingrandirlo ancora di più nel corso di questi 3 anni. Dicevo, questo progetto che finirà nel 2015 adesso è appena all'inizio, quindi questi incontri che faremo sul territorio è per aumentare la nostra consapevolezza, nel senso che tutte le cose che cercheremo di avere dal territorio in termini di indicazioni o di correzioni delle nostre magari errate convinzioni, che potranno avere magari anche una traduzione pratica sugli atti di governo del territorio, magari anche sulla politica delle regionalistiche che regolano il settore o altri atti di indirizzo. Quindi questo è quello che ha detto il collega, che appunto avremo questi primi 4 incontri, poi ci saranno tavoli di discussione appunto, e via dicendo. Io a questo punto lascerei proprio la parola al dottor De Gotti, che peraltro aveva già iniziato con la sua relazione, a cui seguirà appunto la relazione del dottor Svetti, per avere 2 problemi e poi vedere di fare un attimo di discussione alla fine di queste 2 relazioni. Grazie.